Buonasera a tutti. Questa sera la diretta sarà diversa dal solito. Lanciamo un nuovo modo di fare le dirette. Con questa diretta possiamo interagire di persona. Potrete chiamarmi al mio numero, ve lo dico così appunto la conversazione verrà lasciata in viva voce, potrete chiamarvi e avere un responso immediato in diretta adesso. Dunque il numero a cui chiamarmi è 347 8702 622. 347 8702 622. Dunque fatevi pure avanti, una domanda a tutti quelli che riusciranno a prendere la linea e la risposta verrà con le sibille. Dunque aspetto, ciao Laura, aspetto che qualcuno si faccia coraggio e chiami. Io sono qui, intanto che prendete coraggio, vi scrivo nei commenti il numero 347 8702 622, così lo vedete. Io sono qui che vi aspetto. Mentre vi aspetto, appunto, vi ricordo che abbiamo alcuni appuntamenti, un appuntamento il martedì con le dirette sempre su questo canale, gli appuntamenti quotidiani con i gruppi Magia, Sibille, Tarocchi, Radiestesia, con le pillole del Marietto veneziano sul suo canale e con le cose insomma che condividiamo anche nel gruppo I Casti Sacerdotali. Dunque, ciao Rosa, ciao Lucia, ciao Tiziana, buonasera a tutti. Forza, coraggio, telefonate, fatevi sotto, non abbiate timore. Io sono qui e stasera rispondo in diretta alle chiamate. Vi consiglio, quando ci sarà la diretta, di ascoltare dal telefono e non dal video, così che non ci siano problemi di audio. Allora, mentre aspetto che qualcuno abbia il coraggio di chiamare, Angela, Teresa, Ivana, Cristina, buonasera. Allora, anche agli ultimi arrivati che ci hanno raggiunto in questa diretta, annuncio e spiego come funziona la diretta di questa sera. Questa sera risponderò al telefono a quelli che chiameranno, appunto, e avranno la possibilità di ricevere una risposta su una domanda ovviamente che riguarda loro e della quale si sentiranno così in necessità di una risposta. Io intanto che aspetto che qualcuno si faccia coraggio, giro comunque qualche carta per i presenti, così. Ciao Grazia, ciao Teresa. Domande tramite messaggio? Diciamo che l'idea era di fare delle dirette video, ma se avete timore magari non volete essere riconosciuti o non volete chiamare, potete comunque fare anche tramite messaggio, non c'è problema. Mi farebbe molto più piacere sentirvi, ma va bene lo stesso anche con i messaggi. Dunque, forza, vediamo chi raggiunge per primo a questo punto la tastiera per scrivere e digitare la domanda. Io sono qui a disposizione. Buonasera Tonia, Teresa, ok, va bene. Vediamo un pochino. Ma nel frattempo, allora rispondo a Laura che dice: lo so, ma o seguo la diretta o ti chiamo. È chiaro che mentre siamo al telefono
non segui la diretta, ma appena stacchiamo puoi tornare a seguirla regolarmente. È proprio solo per una questione di audio, temo che possa esserci poi un ritorno. E dunque possiamo comunque tentare così, se non avete difficoltà. Però intanto vedo una domanda, la domanda di Teresa sull'amore. Bene Teresa, vuoi dirmi qualcosa di più? Ti rispondo. Ok, vediamo un po', Teresa e Rosario se riprendono la loro relazione. Mi puoi dare almeno la tua data, Teresa, per favore? Allora, dal taglio direi che c'è stata come un'imprudenza, una sventatezza, qualcosa che è stato riferito tramite una conversazione o che comunque dovrebbe appunto avvenire una conversazione prossimamente. Allora, guarda, nell'immediato no, nell'immediato vedo tanti ostacoli, vedo soprattutto che in passato ci sono state delle grosse cose tenute nascoste e che hanno dato comunque dei pensieri e delle preoccupazioni, soprattutto nell'ambito economico o comunque del ménage domestico quotidiano, o forse avevate differenti vedute di quello che doveva essere la vostra relazione. Anche se tu in questo momento lo attendi, la cosa è bloccata e questa cosa ti dà un po' di malinconia, ma nei prossimi tempi dovresti ricevere una notizia che cambierà completamente le cose e potrebbe nascere comunque una possibilità di un riavvicinamento, ma tenuto nascosto, e che però potrebbe appunto dare esiti positivi. Attenzione però, qualcuno di voi due è molto molto geloso nella relazione, questo potrebbe portare comunque qualche difficoltà, bisogna imparare un po' a fidarsi di più. Spero Teresa di averti risposto. Allora, vediamo un po' la prossima domanda. Allora, Laura Cioffini vuole sapere come sta andando questo periodo in amore, va bene. Purtroppo devo rispondere alla diretta, però aspetta, Laura ti rispondo dopo. Pronto? Sì, pronto? Sì, allora ti chiedo una cortesia, visto che sei in diretta, dovresti non seguirmi sullo streaming, così non c'è il ritorno, ok? Sì, infatti mi sono allontanata dal computer. Benissimo, come ti chiami? Angela. Ok, va bene, mi basta Angela. La tua data e la domanda. Sì, il 6/11/65. Sì? Sono nata, ma se vuoi ti do anche il cognome, sono Angela Puzzano, comunque nome e cognome. Va bene, dimmi un po' la tua domanda per cortesia. Sì, riguardo la casa, la vendita della casa. Sì, la vendita della casa. Allora, Sì, grazie. vuoi sapere se andrà a buon fine in questo senso? Sì, Ok. se va a buon fine, se ci sarà, se verrà. Ok. E così riusciamo io e la mia famiglia a girare una pagina della nostra vita. Va bene, allora vediamo cosa dicono le sibille. Al momento è bloccata la faccenda. Sembra che ci siano come dei contatti, ma poi sfuma sempre. Allora,
Però devo dirti che sì, la cosa avverrà, ci vorrà tempo perché tenderanno a trattare sul prezzo più persone, non ci sarà un facile accordo subito, cercheranno di tirare giù col prezzo. E, devo dire che dovrete comunque essere un po' più determinati e è possibile comunque che se ne occupi qualcuno poi che io non so se l'avete messa in mano a qualche agenzia, però vedo che ci sarà poi comunque una persona che sarà più intraprendente di quello che è avvenuto fino adesso, ok? Anche se, scusami? Sì, perché vogliamo cambiarla l'agenzia, vogliamo anche andare a un'altra, non cambiarla, appoggiarci anche a un'altra. Questo dipenderà da che tipo di contratto avete sottoscritto, però vedo che si sono un po', come dire, arenati, non sono andati tanto avanti. Invece in futuro vedo che ci sarà questa riuscita, deve prenderlo in mano però qualcuno più determinato, che abbia un piglio, forse più fame anche di vendere, e vedo che comunque la spunterete, però non ci sarà un grande margine di guadagno rispetto a quello che vi aspettate, probabilmente dovrete trattare un po' col prezzo, però sì, lo vendete, va bene? Ti ringrazio, grazie mille. Di cuore, Un abbraccio, di cuore. grazie, ciao. Grazie. Ok, bene, allora rispondiamo a Laura, visto che... Ah, come non detto, Laura, chiamami. Pronto? Aspetta che ti metto in viva voce, ok? Pronto? Scusami. Ciao sono Claudia. Ciao Claudia, ben trovata. Guarda anche te, bellissimo, sei bravissima. Grazie, ti ringrazio. Allora Claudia, la tua data e la tua domanda. 11 giugno 72. Cosa vuoi sapere? Allora, io vorrei sapere se una persona che conosco soltanto in chat potrebbe diventare qualcosa di più. Si deve dare il nome. Ma anche solo il nome, sì. Sì, si chiama John. Ok. Allora, Superbia e Fortuna sono due belle carte al taglio e lasciano presagire che comunque sia un qualcosa di fortunato. La persona è sicuramente una persona molto sicura di sé, è una persona che si mette in mostra, ok? Allora, avete in effetti tutte le volte che pensate di incontrarvi questa cosa sfuma, è come se all'improvviso qualcuno cambiasse idea, come se ci fosse sempre qualche preoccupazione, forse la causa segreta o nascosta del motivo per cui non riuscite a vedervi. Da parte mia sicuramente, sì. È un'afflizione dovuta, sì, forse preoccupazioni per il futuro, però vedo una cosa, che i contatti continueranno e crescerà anche quel feeling che magari vi lega in questo momento, però guarda che lui nasconde qualcosa e che l'incontro non è prossimo, no. Non è prossimo. No, vedo che continuerete per lungo tempo, sì, mostro le carte, vedi ci sono c'è il militare, le lacrime, dunque non è proprio, è l'attesa di vedersi, e anche qua chiude con più che altro fa capire che quello che ha, scusami, non si vede, però quello che invece continuerà è un rapporto scritto, vedi? Scritto. Sì. Ho capito, quindi non ci sarà una relazione, diciamo. Non adesso, non nel prossimo periodo, no, una relazione non la vedo. Sì, sfoggiamo e sì, rimaniamo tutti lì. Ti ringrazio. Grazie a te Claudia, Grazie, buon proseguimento, ciao, grazie, ciao.
Benissimo, allora Laura, questa volta se non chiama nessuno ti rispondo, però scrivimi la domanda perché ho visto che qualcun altro ha scritto. Allora, Laura, mentre scrivi, rispondo a Teresa che ha già scritto, che però scrive di essere Maria Grazia, nata il 24 maggio del 90. La mia domanda è: riuscirò a trovare presto un lavoro? Ok, rispondiamo intanto a questa. Laura, però scrivi, perché appena è possibile ti rispondo. Allora, Maria Grazia, 24 maggio 90, il lavoro. Ok. Beh, il taglio è molto buono, il taglio speranza e denaro, dunque c'è una buona possibilità. Allora, è possibile che tu avrai un colloquio di lavoro proprio nei prossimi giorni, è proprio vicino, molto molto vicina la cosa, ed è sicuramente una cosa o che è stata rimandata più volte oppure che non sarà immediatamente l'esito del colloquio, però andrà bene e sarai contenta perché firmerai il contratto e lo vedo presto, vedo anche dei buoni guadagni. Ti devo dire però che non è un contratto a tempo indeterminato, però sarai soddisfatta e sarà una buona esperienza per te. Ok, dunque, Maria, com'è che ti chiamavi? Che non ho visto, cioè non me lo ricordo più. Ecco, Maria Grazia, spero di averti risposto e vedrai che comunque per qualche mese un contratto bello ti piacerà. Andiamo avanti. Laura, ok, panoramica generale, 31 gennaio 77. Ok. Allora, il taglio ci parla di qualche iniziativa che però in questo momento è ferma, probabilmente per qualche responsabilità di natura personale. È possibile appunto che qualcosa che tu abbia fatto in passato ti torna in questo momento come qualcosa da analizzare e da considerare in misura delle tue responsabilità. Però vediamo. Allora, tu hai incontrato una persona molto importante nel passato, non un passato molto lontano, è un passato piuttosto recente, dunque non è una cosa di lungo corso, è una cosa che ha preso avvio recentemente. Però ti rispondo, devono aspettare un attimino. Allora, aspetta che glielo dico. Aspettami lì un attimo che finisco un responso, aspetta in linea, così non perdi la priorità. Allora, Laura, tornando a te, quello che ti inquieta di più in questo momento è l'aspetto sentimentale. In questo momento l'aspetto sentimentale è quello che ti dà maggiore motivazione ai cambiamenti e sicuramente ci sarà un incontro importante con una persona sola, una persona che comunque ha molto molto da darti e vedrai che potrà nascere anche qualche progetto interessante, però quello che nascerà nel segreto, non sarà una cosa che potrai portare alla luce del sole per un po' di tempo. Ora, ecco, rispondiamo alla persona al telefono, con chi parlo? Con Tiziana. Ciao Tiziana, ciao, scusami Ciao. se ti ho messo in attesa, ma la povera Laura mi aveva scritto da un po' e io continuavo e dunque così non avete perso né l'una né l'altra. Allora, vediamo un pochino Tiziana, la tua data e la tua domanda. Allora, la mia data è 662 Sì? e volevo sapere per il lavoro se era possibile, grazie. Va bene, vediamo subito.
Allora, speranza è nemico al taglio, dunque è come se voi ce la mettete veramente tutta e fate sicuramente dei progetti e comunque continui a impegnarti, ma è come se ci fossero sempre delle cose o delle persone che si mettono di traverso, un pochettino come se ostacolassero un po'. Però non è malissimo. Adesso vediamo un po' di girare. Allora, in passato c'è stato sicuramente una situazione molto solida che ha dato, come dire, quel senso di sicurezza. Il problema è che probabilmente vi siete adagiati e questo vi ha spinti poi a comprendere che ci sono stati degli errori e che bisognava darsi da fare, rinnovare un pochettino l'aspetto e soprattutto adesso al presente vi dice consigliatevi con qualcuno che abbia esperienza, che vi possa dare dei consigli e anche correggere le parti o gli aspetti del lavoro che non vanno. Cioè è come se commetteste degli errori, magari ingenui, per ingenuità, però questi errori non vi portano a concretizzare delle cose, eppure c'è la passione nel vostro lavoro, veramente ti impegni da quello che vedo. Però appunto devi rinnovarti. Allora dovrai fare attenzione perché è possibile che qualcuno si avvicini con delle lusinghe o delle false promesse e potrebbe portare dei dispiaceri. Non ti fidare di qualcuno che si proporrà anche magari come socio, come partner. Potrebbe essere un errore, anche se subito può sembrare una cosa positiva, potrebbe essere una leggerezza e alla lunga, anche se l'affare potrebbe concludersi e dare comunque degli esiti non male, anche favorevoli, però abbiamo delle carte che ci lasciano sempre un po' perplessi. Non mi fiderei ciecamente perché dovreste trovare una soluzione da soli. Questo è quello che mi sento di dirti, ok? Comunque non andrà male, ci sarà la ripresa in futuro, diciamo nell'arco dei prossimi mesi, nell'anno nuovo. Nell'anno nuovo vedrai già un po' di differenza, anche se adesso ti sembra tutto fermo, ok? Ti ringrazio per aver chiamato. Ciao, un abbraccio, ciao, ciao. Ok, vediamo l'altra domanda, vedo Lady Esoteria, per il tuo futuro sentimentale. Marina, 21 luglio, no scusa, giugno 67, devo mettere gli occhiali. Allora, Marina. Ah, io vedo una cosa positiva, c'è il successo amoroso, probabilmente con una persona che è già nella tua vita. Allora, anche se per questioni di grosse incomprensioni, che probabilmente ti hanno messo davanti alle tue responsabilità, devo dire che sta cambiando qualcosa. C'è un uomo molto innamorato che si farà avanti, anche se in questo momento ti sembra lontano, ti sembra che non sia possibile, tu hai questa sensazione di attesa e di averlo anche perso. In realtà per vie traverse ritornerà e potrete parlare di un cambiamento. Sicuramente ci sarà un cambiamento in chiave positiva, dovrai però pazientare all'inizio e fare più l'amica
che non la fidanzata o la compagna o quello che è, però sarai contenta più avanti, otterrai un risultato, seppur è probabile con qualche piccolo rimpianto. Però questa persona direi che fa già parte della tua vita, non è una persona nuova. Ok, vediamo, vediamo qualche altra domanda. Sì, siamo in diretta, Rita, dunque ancora per pochi minuti per chi vuole chiamare, dunque approfitti, si faccia coraggio, altrimenti vediamo. Ah, sì, grazie, sicuramente ti ho saltata perché vedo adesso il tuo messaggio. Allora, se mi sono liberata. Ah, certo, vediamo con le sibille se riesco a risponderti a questa domanda particolare. Allora, vediamo, grazie. Ma il taglio è positivo, io sono propensa a dirti di sì. Sì, te ne sei liberata, decisamente. Però quello che devi imparare è avere più determinazione in te stessa. Vedo che ti manca un po', è come se tu ti sentissi sempre in dovere di servire gli altri e mai abbastanza riconosciuta per il tuo valore, ma questo dipende tanto da te e da quello che tu mostri di te. Dunque con il giusto modo di porti, magari con coerenza, perché vedo che hai alti e bassi e dunque devi acquisire un atteggiamento più compassato in un certo senso, più ritirato e più sicura di te. Devi essere più sicura di te perché vedo che comunque avrai delle soddisfazioni. Dunque tutto quello che avverrà d'ora in avanti è nelle tue mani, non dipende più da questa entità. Ok? Spero di averti risposto. Allora, c'è ancora il tempo per un'ultima domanda per chi vuole. Allora, Rita Bianchi, ok, Rita. Edoardo, 15 aprile 89, trova lavoro. Vediamo subito. Allora, il taglio fa capire che in questo periodo è bloccato e ha dovuto accettare lavori sottopagati, non ben retribuiti, dove non veniva molto valorizzato nella posizione che aveva. Allora, avrà un colloquio molto presto, purtroppo l'esito non sarà subito favorevole e dunque dovrà tentare ancora. Però ti posso dire una cosa, che emergerà più avanti in un contesto dove devono selezionare più persone per la stessa posizione e sicuramente l'incontro andrà bene per lui. È un lavoro, sarà un lavoro che conosce già, che ha già fatto e dovrà comunque trattare un pochino, però troveranno un accordo. Ok, rispondiamo l'ultima domanda della serata. Pronto? Con chi parlo? Ciao, sono Cristina. Ciao Cristina, data di nascita e domanda. Allora, 26/6/70. Sì? La domanda è: mi sono trasferita ormai da 2 anni circa e lavoro un po' lontano e volevo cercare un lavoro più vicino, però la situazione adesso lavorativa, diciamo in generale, è un po' difficile. Volevo sapere se potrei azzardare a cambiare lavoro oppure rimanere dove sono, anche se ho un po' di strada per arrivarci. Ok, vediamo se è possibile un cambiamento e di che natura, va bene? Sì.
non subito, ma sì. Allora, in questo momento devi fare ancora qualche sacrificio, perché è come se non avessi ancora molto le idee chiare su quello che dovrai fare, ma a breve nascerà una nuova opportunità che tu cogliendo sicuramente riuscirai insomma a organizzarti meglio. Non, diciamo che non vedo un cambiamento inteso come spostamento, sembra proprio un cambiamento inteso come lavoro. È possibile che venga fuori qualche attività nuova che ti tenga più vicino a casa. Comunque, da quello che vedo, dipenderà molto da te. Ok? Dunque sei libera di scegliere e sicuramente fra qualche tempo avrai la possibilità di scegliere. Comunque sì, è positivo quello che vedo, cioè esattamente andrà come desidererai. Vedo proprio questo, ok? Grazie. Grazie a te Cristina. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Allora io vi ringrazio tantissimo. Questa diretta è stato un esperimento perché non credo di averlo visto su altri canali, ma non che io giri particolarmente a destra e a sinistra perché ho tanto lavoro, però ci tenevo a darvi qualcosa, farvi vedere quante opzioni, quante possibilità ci sono. Io spero appunto che tornerete a farmi compagnia venerdì prossimo, manterremo questo appuntamento sempre alle 20:30. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale del Marietto Veneziano, se anche non lo avete fatto fatelo, perché troverete sicuramente molte informazioni legate alla radionica, alla radiestesia, ma più avanti sicuramente anche all'esoterismo in generale. Noi continueremo al solito a farvi compagnia nei gruppi, quando dico noi intendo il Marietto Veneziano ed io, nei nostri gruppi di Facebook, Magie, Sibille, Tarocchi, Radiestesia e il gruppo I Casti Sacerdotali. Chiedete di iscrivervi che così vedrete, insomma, potrete leggere, studiare tante cosine, imparare tante cose e soprattutto avere uno scambio quotidiano con noi. Io vi ringrazio tantissimo, mi sono divertita e questa è una cosa molto bella perché io amo fare il mio lavoro e spero che si veda e che siate felici di quello che insomma condividiamo con voi. È chiaro che se vorrete poi dei consulti più approfonditi non avrete che da chiamare. Io vi ringrazio comunque per la serata e vi rimando al prossimo appuntamento. Mi raccomando, martedì, sempre in diretta, qui su questo canale, per altri argomenti e manterremo il venerdì per i consulti online in diretta. Va bene? Vi ringrazio tantissimo, vi auguro la buonanotte e vi abbraccio con tanto affetto. A presto dalla vostra Hildegarda. Ciao!